Piazza Garibaldi è sempre stata altalenante, ha avuto degli anni gli stand, per moltissimi anni non li ha avuti, l'anno scorso abbiamo risperimentato Piazza Garibaldi, però insomma chiaramente è una piazza un po' più contenuta come dire, che si potrebbe dedicare evidentemente a delle attività culturali, attività mercatali, a intrattenimento come dire un po' più di nicchia. È chiaro, fare degli stand che immaginano e comportano l'affluenza di moltissime persone, Piazza Garibaldi non si presta tantissimo, viceversa stiamo vedendo anche il successo di Piazza Primo Maggio in queste ore, da ieri sera, nonostante qualche tentennamento meteo, ma insomma abbiamo visto che questa piazza regala grandissime emozioni e la partecipazione di oggi lo conferma. Su Piazza Garibaldi ci sono bellissime progettualità, comprendo che il cambiamento è ovvio comporti dei percorsi di maturazione, ma insomma nella storia, e Piazza Primo Maggio credo ne sia l'esempio più concreto, penso al parcheggio del 2017 che è stato premiato come miglior parcheggio d'Europa, tanto contestato. Insomma ogni cambiamento comporta degli assestamenti, ma ho grande fiducia.